naturalmente giornalista, noto giornalista televisivo, corrispondente da mezzo mondo, l'amico Tony Capuozzo, che ci onora di essere qua con noi. Grazie Tony. Questo è il nostro terzo o quarto anno di seguito come International Committee Romeo and Juliet in Friuli, mi piace dirlo in italiano come il Comitato Internazionale di Giulietta e Romeo in Friuli, associazione di promozione sociale di cui sto presiedendo ancora per breve tempo perché sono dimissionario, perché ho già fatto un quinquennio. Il dottor Grasselli è il segretario di questo comitato internazionale che si ricollega al grande storico della letteratura inglese Cecil Clough, che poi ha editato anche le lettere storiche di Luigi da Porto dal 1509 al 1513. Questo comitato internazionale si occupa di valorizzare i veri personaggi, la vera storia di Giulietta e Romeo, che è stata inventata da uno scrittore che era anche capitano della Repubblica di Venezia, ovvero Luigi da Porto, che è stato di stanza militare qua in Friuli, era di Montorso Vicentino, ha combattuto qui in Friuli, conobbe una sua parente di secondo grado, Lucina Savognani, del casato dei Savognani, anche lui in realtà era dell'altro ramo dei Savognani, e si innamorò, eccetera, eccetera. Lui ha scritto quella novella autobiografica che poi Pietro Bembo intitolò Giulietta, e da lì la vera storia di Giulietta e Romeo, appunto, di Luigi da Porto, poi tradotta dapprima in francese, poi in inglese, ha avuto la fortuna che conosciamo attraverso l'adattamento teatrale magnifico di William Shakespeare. Ecco, questa iniziativa rientra tra le opere di valorizzazione di Luigi da Porto, di cui adesso poi il dottor Grasselli ci parlerà, non della novella di Giulietta e Romeo, ma delle, appunto, lettere storiche dal 1509 al 1513, perché Luigi da Porto è stato anche, ha scritto, ha narrato le vicende belliche di quel periodo. Prima di passare la parola al dottor Grasselli, però invito per un saluto istituzionale. Ricordo che noi siamo l'ente organizzatore nell'ambito della Settimana delle Culture Friulane, organizzata dalla Società Filologica Friulana, in collaborazione con importanti enti, la ICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, la Società Italiana di Storia Militare, l'Associazione degli Abruzzesi e Molisani in Friuli Venezia Giulia, di cui qua ci sono membri del direttivo, i nostri soci, e anche del club per l'UNESCO di Udine, di cui c'è la neo rieletta presidente storica, professoressa Renata Capria Daronco, se ci vuole dare un brevissimo saluto istituzionale, in quanto l'UNESCO è sempre vicino alle iniziative che cercano di spiegare che cosa sono le guerre e soprattutto di non farle, ovviamente. E quindi cedo a lei, professoressa, e complimenti per la rielezione in qualche giorno fa. Complimenti a lei, prof, magnifico, che è vicepresidente, alter ego e anche un pezzo da 90 per il nostro club per l'UNESCO di Udine. Già ha operato tantissimo, ha fatto il libro sulla vita mediterranea, ha la delega avuta precedentemente negli anni scorsi per l'archivistica, quindi una persona formidabile. La triade magnifica qui presente, no, mi complimento con voi, siete tutti e tre veramente formidabili, lavorate tanto per la nostra cultura e anche interpretate, siete testimoni della filosofia dell'UNESCO, la cultura della pace, della non violenza, attraverso educazione, scienza, cultura e comunicazione. Tra l'altro sono anche tua socia, Giulietta Romeo, e anche dei Molisani. Degli abruzzesi e molisani. Abruzzesi e molisani, quindi sono molto riconoscente. È stato mandato l'invito di oggi dappertutto, in tutto il mondo, non solo nella penisola, ma in Europa e dappertutto, quindi si sa quello che sta avvenendo adesso a Udine. Se lo sapevamo facevamo la diretta a Facebook, vede? Per il prossimo, è un motivo per fare un'altra il prossimo anno. Comunque tu farai un rapporto che è una penna d'oro, ecco, e io lo mando dappertutto.
Grazie. Io vi auguro veramente una bellissima serata, siete magnifici, avete avuto un'idea formidabile perché è un tema attualissimo purtroppo e noi vogliamo che la guerra termini. Tutti quanti noi siamo naturalmente per la cultura della pace. Grazie Ugo, grazie a tutti e tre e grazie a tutti i componenti qui presenti. Grazie Presidente, grazie. Saluto anche il rappresentante dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e l'artiglieria. Bene, allora, Risorgimento, Istituto Italiano per il Risorgimento. Bene, ma soprattutto voi che siete qua, sapete, noi siamo sempre molto informali ed entriamo subito nel merito. Allora, il dottor Gregorio Grasselli, che è il segretario di questo comitato, ha pubblicato in questi ultimi anni diversi articoli, anche un libro sulla sorella di Lucina Savognan che potete trovare lì sul bancone, ovvero su su Giulia Savognan, poi su una rivista scientifica un articolo su Maria Savognan, la madre di Lucina e Giulia Savognan, e poi proprio di recente hai pubblicato un articolo sulla battaglia di Manzano combattuta proprio da Luigi da Porto, a seguito della quale poi è rimasto paralizzato e poi dal dolore si è passati al fatto che dopo ha scritto questa novella. Magari chissà, se non fosse rimasto paralizzato non avrebbe scritto probabilmente questa novella che poi appunto è celebre in tutto il mondo. Di recente appunto sulla rivista francese hai scritto, la rivista si intitola Revue d'Histoire Militaire, hai scritto proprio, hai ricostruito la battaglia di Manzano. E allora io ti chiedo subito, ecco, perché consideri Luigi da Porto un antesignano, di un reporter, di un corrispondente di guerra appunto all'inizio del Cinquecento? Poi ovviamente parleremo anche con Tony Capozzi. Faccio un esempio, buonasera. Siamo a Remanzacco all'inizio del Cinquecento e in Friuli, sapete, ogni tanto passano i turchi e fanno quello che vogliono. E quindi Venezia tiene qua in Friuli dei cavalieri levantini, cioè balcanici, slavi, che pascolano qua con i loro cavalli, si addestrano e se arrivano i turchi almeno qualcuno c'è di armato. E uno di questi levantini, la gente del luogo gli dice: ma sai che somigli tanto a un ragazzo che hanno rapito i turchi tanti anni fa? E un contadino di Remanzacco gli dice proprio: ma non sei tu quel ragazzo? E questo albanese toglie la palla al balzo e dice: sì, sono io. E visto che quel contadino è un po' ingenuotto, gli tira fuori informazioni su questo ragazzo di Remanzacco, così fa spargere la voce che è lui, e quando la madre di quel ragazzo rapito lo vede per la prima volta lo abbraccia subito. E c'è tutta la sua famiglia di quel ragazzo a Remanzacco, e lui, l'albanese, sa snocciolare il nome del padre, il nome dei fratelli, uno per uno. Dice: non sapete quanto mi hanno torturato i turchi per farmi rinnegare la fede cristiana. Qui, si toglie la scarpa, guardate, mi hanno tagliato in due i mignoli dei piedi per riconoscermi nel caso fossi fuggito. Perché questo albanese, che si chiamava Martin Gradani, era nato con 6 dita ai piedi. E quindi si è inventato questa storia, ha pensato quell'altro sicuramente non aveva 6 dita, si è inventato questa storia dei mignoli divisi in due per fare credere agli altri, per far capire perché aveva 6 dita. E tutti gli credevano. E così è diventato Simone da Remanzacco, ha ereditato casa, beni, si è sposato, ha avuto figli, continuando a fare il cavalleggero. E poi dopo anni ha cominciato a stufarsi, sono passati i francesi in Friuli, lui ha venduto quasi tutto, ha preso il figlio più grande e si è unito ai francesi. Ed è stato così in gamba che è diventato capitano di cavalleria francese. Ecco, questo racconta Luigi da Porto nel mezzo di una battaglia. Stava raccontando che lì sul Po, in Romagna, c'erano 2 reggimenti di cavalleria, uno francese e uno veneziano, che stavano correndo come matti per prendere un ponte importantissimo, e in quel momento fa pausa, zooma sui francesi e dice: ma quello lì era uno che conosceva il Friuli, un tale Martin Gradani albanese, apre una parentesi e racconta la storia di Remanzacco. E questo è lo stile di Luigi da Porto. Lui fa la cronaca, ma racconta anche gli episodi, racconta la guerra, ma anche le cause che hanno portato a quella guerra, racconta gli eventi, ma anche le impressioni che hanno suscitato quegli eventi.
racconta il macro ma anche il micro, no? E usa una voce personale, di se stesso riconoscibile, fa qualcosa che non esisteva. E anzi, per definirlo serve aspettare il XX secolo. Che cosa ha questi elementi qua? Il reportage giornalistico. Ma non solo, cioè fosse solo quello, no, qui dentro, queste sono le lettere di rapporto, qui dentro ci sono anche elementi di new journalism, no? Truman Capote, Tom Wolfe, il cosiddetto giornalismo narrativo, cioè prende fatti reali e li racconta con strumenti letterari. C'è la memorialistica di guerra, c'è la storiografia, è un ibrido. Beh, del resto chi è Luigi Dal Porto, no? Appunto, è quello che ha inventato Giulietta Romeo, facendo un ibrido di 4-5 storie diverse che si chiamavano Mariotto e Ganozza, Giulia e Pruneo, Girolamo Salvestra dal Decameron, mescolato con i fatti di Udine e con Dante, insomma ha preso tutto e ha fatto Giulietta e Romeo, che è, se c'è un talento che ha Luigi Dal Porto, è quello di individuare i fatti più interessanti, più succosi e cucirli nel modo più emozionante. Appunto, il libretto a proposito, mi ha ricordato lui, a €1 se volete comprarlo. Sì, sì. E chi è Luigi Dal Porto? Cioè lui si presenta proprio all'inizio, dice: mi piacciono così tanto i resoconti di guerra del passato, no? Da Tucidide, Polibio, e sono così grato a chi li ha scritti per noi che voglio ricambiare per gratitudine. E allora ho raccolto tutte le lettere che ho scritto negli anni agli amici in cui ho raccontato questa guerra, perché sono lettere, no, chiaro, non c'erano i quotidiani, esistevano i fogli di notizie, un editore raccoglieva le notizie che arrivavano in città, le stampava su un foglio, 500 copie e le vendeva, ma non c'erano i giornali come i reportage, chiaro. Dal Porto informava una persona per volta, ma lo faceva con gusto, col gusto di raccontare, con le tecniche letterarie. E quindi anni dopo dice: avevo tutte queste lettere che ho scritto, le ho ripulite e qui le ripropongo per i posteri. E così racconta la guerra. Che guerra è? E questa qua. Vediamo. Eccola qua. I rossi contro i verdi. E lui abita nella zona verde, è come noi del resto, è la Repubblica di Venezia. Da sola contro tutti è la guerra di Cambrai. E Dal Porto abita a Vicenza, ha 23 anni, e racconta, scrive a suo zio qua a Udine, da Vicenza scrive a Udine, racconta cominciando da: perché sono tutti contro Venezia? E non nasconde assolutamente che è la colpa dei veneziani, perché i veneziani sono arroganti, ma tanto. Una volta, per esempio, il Papa ha detto a un ambasciatore veneziano: voi se non lo smettete vi farò tornare pescatori come eravate. E l'ambasciatore veneziano ha risposto: beh, più facile sua santità che noi faremo di lei un chielechetto. E poi, oppure i regnanti di Francia e impero germanico si odiavano tra di loro mortalmente, tanto hanno fatto i veneziani che si sono alleati, Francia e Germania, contro Venezia. Scoppia la guerra e gli errori dei veneziani continuano, si organizzano così male che alla prima battaglia contro i francesi, ad Agnadello, rotta totale, i francesi e i tedeschi occupano tutta la terraferma e i veneziani con molta fatica si riprendono una città dopo l'altra, con tutta una serie di errori e orrori che Dal Porto racconta, e tutto questo fin qui è metà delle lettere, è passata metà delle lettere strapiene di eventi grandi, piccoli, piccolissimi, ma tutti emozionanti. E con tutti questi errori e orrori, cosa fa appena Vicenza viene liberata? Luigi si arruola nell'esercito. Cioè, ma perché lo fai? Non aspettava altro lui. Cioè, capite, lui è imbevuto di questa cultura della guerra che ha letto per anni e anni, cresci con un immaginario e dopo vuoi viverlo. E lui infatti, per quanto abbia deplorato ogni distruzione, ogni massacro, però come la chiama? Questa bella guerra. E adesso c'entra anche lui ed è entusiasta, lo fanno capitano dei cavalleggeri, lo mettono davanti a Verona che è in mano ai francesi e questi francesi lui li ammira tantissimo perché sono veri cavalieri, sono belli, hanno spirito cavalleresco, sono i suoi eroi. Una volta arrivano da soli 2 cavalieri pesanti francesi, tutti in armatura, corazzatissimi,
E mentre i cavalleggeri veneziani cercano di colpirli, di sparargli, di fargli qualcosa, non fanno niente, uno di questi francesi si rivolge ad Aporto in latino, lingua franca, e gli chiede: ma noi eravamo venuti qua, se possiamo giustrare un po' con uno dei vostri cavalieri pesanti, è possibile? Però siccome i cavalleggeri continuano a colpirli, non gli fanno niente, al massimo feriscono i cavalli, e questo francese dice: i veri cavalieri non colpiscono i cavalli. E da Porto, mortificatissimo, ordina subito ai suoi uomini di non colpire i cavalli. Ecco, ovviamente lì da Porto stava benissimo. E invece lo mandano in Friuli, che in confronto è un posto sfigatissimo, perché non succede niente, non ci va nessuno, e qui entriamo nel periodo friulano, di cui vi racconto quello che riesco. Da Porto arriva e subito scrive a un suo amico di Vicenza com'è sto posto, e lo descrive proprio come se fosse un posto esotico, lontanissimo. Sì, intanto dice, attenzione, come un libro di geografia. Allora, caro amico, il Friuli confina a est con l'Adriatico, a nord con l'Isonzo, a ovest con le Alpi, usa proprio questi punti cardinali, e a sud con la Livenza. È il punto di vista del Veneto. E poi continua, sì, perché al centro c'è questa città, Udine, con il suo colle, che chiaramente, dice da Porto, è di origine artificiale, perché hanno preso la terra da una depressione che lì accanto, che chiamano il Giardino, che mi ha ricordato tanto il giardino d'inverno famoso del Decameron. E questo Friuli è tutto a macchia di leopardo, cioè in generale è comandato da Venezia, ma alcune zone si amministrano da sole come repubbliche, alcune sono di proprietà di qualche... Ci sono perfino delle città che appartengono ancora all'impero tedesco. Questa, ecco, un'istantanea, poi le cose cambiano sempre in quegli anni, le zone in giallo sono quelle ancora dell'impero, Codroimo, Pordenone, e ogni zona di queste ha le sue leggi, diritto germanico, diritto canonico, diritto latino. Si parla una lingua, dice da Porto, una lingua composta di vari idiomi, bella ed elegante. I vini sono pregiati e profumati, un po' fumosi, cioè un po' forti, e a qualcuno fanno male allo stomaco. Poi qui si esporta poco, ma falci da qui si esportano in tutta Italia. Da Porto viene messo a Cividale d'Austria si chiama, e anche se sotto i veneziani, e c'è un bellissimo ponte, tutto nuovo, costruito sul pietrone che sembra aver messo lì apposta, dice da Porto dalla natura. Il Latisone... Oggi noi useremo l'espressione troppo bello. Lui dice la stessa cosa con altre parole, è di eccessiva bellezza. Troppo bello, eccessiva bellezza. E questi cividalesi come sono? Dice belli e coraggiosi, ma lo sono soprattutto le donne. Infatti a proposito delle donne coraggiose, perché da Porto è proprio sfortunato, lui che dice questa bella guerra, lo scontro importante c'è stato l'anno prima, quando lui era ancora in Veneto. A lui l'hanno raccontato tutti i cividalesi che l'anno prima, e lui lo racconta a noi, era arrivato all'esercito imperiale e ha messo l'assedio su Cividale. E i cividalesi hanno deciso di resistere. Sapete, no? La regola vuole che se ti arrendi all'assedio paghi una tassa molto salata e cambi bandiera. Se resisti e gli assedianti ti conquistano, l'esercito nemico saccheggia, violenta le donne, eccetera. E i cividalesi resistono. A Udine il luogotenente dice: no, andiamo subito all'aiuto di Cividale. Dice il luogotenente: tutti quelli che hanno un cavallo si presentino qui domani mattina se non sono nemici di Venezia. Detta così, arrivano tutti, arrivano vecchi, gente senza armi, con la giacchetta da camera, col cappello di paglia per ripararsi dal sole, sembra un gruppo che va a fare un picnic. Si aggiunge giusto da Venezia un gruppo di cavalleggeri pesanti, 50, che però sono arrivati lì in quel momento lì, sono stanchissimi. Il luogotenente è contento e si parte verso Cividale. Arrivati a Remanzacco, i tedeschi li avvistano e mandano avanti 300 cavalleggeri del Ponte Frangipane, tutti veterani, tutti vestiti di rosso, che appena toccano i nostri levantini scappano. Arrivano contro i nostri cavalieri pesanti, ma appena arrivano rinforzi tedeschi, girano intorno ai cavalieri pesanti e si rivolgono verso gli udinesi. Che cosa fanno gli udinesi? Si girano e scappano. Panico totale, mollano le armi, cadono da cavalli da soli, e i tedeschi arrivano e li uccidono a destra e a manca.
anche perché tutto in piano, non c'è posto per nascondersi. Li inseguono fino a Udine, ammazzando tutti quelli che possono, e di notte gli udinesi tornano fuori a cercare i cadaveri superstiti e trovano il luogotenente ferito nascosto in un campo di sorgo. A Cividale intanto i tedeschi, rimpazziti da questa vittoria, si gettano al salto delle mura. Avevano fatto una breccia il giorno prima, però i cividalesi in fretta e furia hanno fatto un terrapieno con un fossato dietro che hanno riempito di fascine e inneschi di polvere nera. Così i tedeschi, guidati da un nobile in armatura completamente bianca, cioè guardate l'uso dei colori di Laporte, sempre Laporte che racconta 300 rossi, nobile in bianco, dai e dai, conquistano il terrapieno, lo oltrepassano e in quel momento i cividalesi danno fuoco alle fascine e quei pochi tedeschi che sono rimasti dentro isolati, compreso il nobile, vengono tutti uccisi. I tedeschi che sono rimasti fuori si scoraggiano e si ritirano e mollano l'assedio. E ad Aporto i soldati di Cividale gli raccontano tutto questo, quanto sono stati valorosi i cividalesi civili, ma in particolare le donne appunto, che hanno partecipato alle difese. E da Aporto chiaramente gli dispiace di non esserci stato. Dice, da allora, cioè da quando sono io qui personalmente, i tedeschi non fanno più imprese militari, fanno praticamente dei dispetti, vengono di notte a tagliare le vigne, bruciano le case, e noi veneziani uguale di là, ma perché siamo costretti da quello che fanno loro. Infatti il poco tempo che da Borgo sta qui, 1511, si occupa più che altro di contrastare le razzie tedesche. Cioè, vedete, Cormons è tedesca e da lì i tedeschi escono e saccheggiano i villaggi, mentre i reggimenti veneziani sono a Cividale e a Gradisca, la spina nel fianco. E qui da Porto tira fuori una lettera che ha scritto a chi? Alla sua donna a Vicenza. È l'unica lettera che scrive a una donna. E quindi che tipo di racconto farà? Dice, io sono a Cividale e ho deciso di dormire di giorno per andare in giro di notte di mia iniziativa per sorprendere questi tedeschi. Ed è una cosa che toccherebbe fare a Gradisca, non a me da Cividale. Cioè da Porto qui fa Batman. O meglio, il suo equivalente, il cavaliere che protegge i deboli. E a chi lo vuoi raccontare se non a una donna? E così racconta che di notte, una notte ha visto il rosso di un incendio, da lontano si è avvicinato con i suoi pochi uomini, ha seguito i tedeschi, che erano molti di più i tedeschi, che camminavano sui sassi del Natisone, facevano un rumore e non si accorgevano, non sentivano di essere seguiti. E da Porto fa gli attaccati da dietro, facendo suonare la tromba e facendo credere con il buio di essere un intero esercito. Così i tedeschi sono andati in rotta, lui ne ha uccisi diversi e poi gli scrive alla sua donna: quella volta ho vinto grazie a quel buio che viene prima dell'alba, che tante volte io e te abbiamo visto arrivare dall'Oriente nel culmine dei nostri diletti. Qualche combattimento vero c'è, per quanto piccolo, però lui dice, sai, quando si è pochi e fai qualcosa di valoroso almeno ti si nota. E così viene a sapere da un prigioniero che da Gorizia i tedeschi vogliono attaccare Gradisca, fare un'imboscata, tirare i veneziani fuori e poi attaccarli. Quindi va di corsa a Cividale, Gradisca ad avvertirli appena in tempo, i tedeschi arrivano, i veneziani escono, ma appunto restano vicino alle mura, così dalle mura di Gradisca possono bombardare i tedeschi. E i combattimenti sono non come nei film è tutti contro tutti, no? Un po' di strategia, di tattica è un gruppo rimane fermo, un gruppetto esce, combatte, poi torna indietro, si riposa, mentre un altro esce. Okay. Tranne da Porto, che siccome viene da fuori è libero, dice mi sentivo libero di fare ogni azione che volevo, come Dioneo. Vi ricordate Dioneo? Chi si ricorda Dioneo? Il Decameron, cioè anche nel raccontare una battaglia da Porto gli viene in mente il Decameron. E qui la squadra di De Porto fa uso di un'arma che si è inventato lui. Sono degli schioppi, dei fucili a canamozza, così, e li si tiene qui sul fianco del cavallo e sembrano da lontano delle mazze, non delle armi da fuoco. Per cui con i suoi uomini gira intorno a quelli che stanno fermi a riposarsi, in attesa, e all'improvviso, bam! Con questi qua che attendevano, che dice una cosa interessantissima. Siamo riusciti a colpirne tanti perché? Perché sparavamo così vicini che la pallottola arrivava insieme al botto.
non dice altro, è una cosa che per lui ha significato, per tutti quelli del suo tempo ha significato, per noi è un po' difficile. Cosa vuol dire? Allora, oggi lo vedete in qualche film, no? Quando c'è un cecchino specialmente, arriva prima la pallottola, e poi pam, il suono della detonazione. Quella volta le pallottole erano più lente, per questo non bucavano le armature dei francesi, no? Ed erano più lente del suono, quindi uno sentiva a destra, bam, e si abbassava perché sapeva che stava per arrivare una pallottola da destra, sentiva di fronte, bam, e scappava di lato. E quindi da Porto dice, era una cosa ovvia per tutti, e da Porto vuole dire quindi, li centravamo perché eravamo così vicini che la pallottola arrivava insieme a bam e non facevano in tempo a schivarla. E vorrei vedere chi si è mai immaginato che nelle battaglie di Rinascimento la gente si muoveva con Matrix. Evitava le pallottole. E alla fine di quella battaglia, quelli di Gradisca gli dicono ci lasci qualcuno dei tuoi schioppi, dai, insomma, di 13 che ne aveva, gliene prendono 6. E in tutto questo i morti dei veneziani sono stati solo 5 e 17 per i tedeschi, perché da entrambe le parti si arrendevano, venivano fatti prigionieri e poi, come vuole la regola, vanno liberati con riscatto. Però anche gli altri venivano fatti prigionieri e allora si scambiavano, solo che qui li scambiavano già durante la battaglia, con tutte le armi, con tutti i cavalli, e quelli appena scambiati tornavano a combattere. Da Porto scrive, io non so, mi sembrava di giocare alla giostra prigioniera come si fa da bambini. E poi vogliono fare la stessa cosa a Gorizia, una bella imboscata, decidono di farla il giorno dopo San Martino. Perché? Perché sperano che i tedeschi siano tutti ubriachi per la festa. Infatti va piuttosto bene, sempre con dei dettagli inquietanti, perché è sempre gente che si ammazza, tipo che da Porto è nel mezzo della mischia, e dice un fante tedesco, un bellissimo fante, mi ha strappato la spada di mano. E allora io cosa ho fatto? Ho preso la mazza e gliel'ho spaccata in testa. E il punto qua di da Porto è non avevo più la spada, non avevo più la mazza, ero disarmato. Però a noi fa più senso quel bellissimo fante che ho spaccato la testa, no? Sono sprazzi di brutalità che altrove, in altre pagine di Da Porto, in Veneto, in Lombardia, sono moltiplicati per 1000. Qui è tutto più piccolo. Per esempio ci sono i castelletti. Una volta a Vipulzano c'è un castelletto e i veneziani cercano di conquistarlo, e lo conquistano e dentro ci sono tante bellissime donne dei dintorni che si sono rifugiate dentro. E da Porto la notte fa la guardia a queste donne dai soldati, per proteggerle dai soldati veneziani. Dice con incredibile fatica. E il giorno dopo i veneziani cercano di prendere anche San Martino, ma i tedeschi li respingono tutti, i tedeschi riprendono Vipulzano e cosa fanno? Lo saccheggiano e violentano le loro stesse donne, mentre i veneziani sono ancora da fuori. Oppure ecco meno, che i veneziani attaccano così perché non hanno niente da fare. Dice, ma sarà facile prenderlo, invece arrivano là, le mura sono più robuste di quelle che pensavano, sono più alte, le scale non bastano, pochi veneziani che entrano vengono isolati e fatti fuori, è una disfatta miserabile. È quasi un anticipo dell'ultima battaglia di Da Porto, a Manzano, ne ho ancora per poco. Cosa succede a Manzano? I tedeschi di Cormons durante la notte hanno saccheggiato Terenzano, San Barbenchia, Basardella, Zugliano, e all'alba ritornano indietro e i veneziani li intercettano a Manzano e li massacrano tutti. Probabilmente oggi sono ancora sepolti lì sotto, 400 tedeschi. E di 4 caduti veneziani, uno è da Porto. Dice, un cavaliere tedesco mi ha tirato una stoccata qui nella gola e poi mi dicono quello lì è stato ucciso da Martin Gradani, l'albanese di Ramanzacco. Cioè, vuoi che da Porto, da narratore come non tiri i fili? La stoccata non l'ha ucciso, è arrivata fino alla nuca, al midollo osseo, e da Porto è rimasto paralizzato. L'hanno portato a Udine e poi a Venezia e ciao. E lì a Venezia, di nuovo da civile, ha continuato a raccogliere notizie e a scrivere storie incredibili. Chissà per quanto, perché lui scrive all'inizio che vuole raccogliere le sue lettere fino al 1525, alla battaglia di Pavia, invece le lettere si fermano a 13, lui muore a 44 anni. Perché c'era un grande lavoro di messa in bella. Cosa vuol dire? Trovarle, che non le aveva conservate bene, metterle in ordine, tradurle in italiano, perché lui le aveva scritte in veneto. Cioè tradurle in una lingua che non si parlava nemmeno più a Firenze, perché come modello l'italiano ha il Decameron, ecco perché il Decameron di 2 secoli prima. E insomma,
questo italiano è molto di moda nel 500, ma è come tradurre in latino. Quindi è chiaro che da Porto nella sua breve vita non ce la fa. Ma un'ultima sua testimonianza del Friuli in guerra la troviamo proprio qua, in Giulietta Romeo. All'inizio infatti scrive da Porto che stava cavalcando con i suoi uomini per il Friuli, tutto devastato, arso, senza un'anima viva, e da Porto cavalcava separato dagli altri, tutto oppresso da questa devastazione, si vede in faccia proprio. Uno dei suoi uomini lo vede, equivoca, gli va vicino e gli dice: ehi, basta pensare alla tua storia d'amore con quella là, dai, guarda che si fa male ad amare troppo, se non lo so io, anzi, per tirarti su, ti racconto una storia delle mie parti in cui i due innamorati di Verona finiscono proprio malissimo. Grazie. Grazie dottor Gasselli. Anche in queste lontane lettere, no? Quasi queste lontane corrispondenze di guerra del primo quarto del Cinquecento emergono quei fattori che adesso approfondiremo anche con Toni Capuzzo, quelli che purtroppo in linguaggio tecnico si dicono i danni collaterali, cioè il coinvolgimento dei civili. E tu ne hai dato degli accenni. In Veneto sono paesi interi massacrati. Qui da Porto, il capitano da Porto cerca, hai detto a un certo passaggio, cerca di proteggere le donne dalle violenze, ovviamente dalle violenze sessuali. Ovviamente queste cose le conosciamo dall'antichità e proprio la guerra ci pone sempre di fronte a questi paradigmi. Luigi da Porto ne ha trasferite. Che idea ti sei fatto? L'ultima domanda ti faccio. Che idea ti sei fatto di Da Porto come cronista? È attendibile? Allora, lui come corrispondente? Lui lo dice, queste lettere non le ho conservate molto bene. Vuol dire che le ha scritte a memoria, un po' magari c'era un buco storico, ho detto, boh, questa la racconto adesso, non l'ho mai scritta a nessun amico, la racconto adesso. E Claff, il professore, effettivamente dice, ma questa cosa non ci corrisponde alle nostre cronache che abbiamo. Quindi alcune cose, non è una Bibbia, è un fantastico racconto invece emozionante. Ecco, infatti quello che a me preme, poi sottolineare, sono proprio quello che tu hai detto, le impressioni che riusciamo a capire, a estrapolare su quell'ambiente, perché non è facile, lo dico da storico delle fonti militari, qui abbiamo un vero e proprio storico, il professor Enrico Folisi, non è facile quando ci sono queste documentazioni che non sono vere e proprie fonti d'archivio, ma sono fonti memorialistiche, cose ben diverse dalle fonti archivistiche vere e proprie. Noi però abbiamo un grande quadro di, come le chiamate, di impressioni che ci forniscono, comunque ci fanno capire l'ambiente storico e sociale, oggi diremmo sociologico, dell'epoca. E quindi io ti ringrazio, perché poi dopo chi vorrà si potrà intrattenere e fare domande ai nostri relatori. Toni Capuzzo, nato a Palmanova, da napoletano, da mamma triestina, però con origini istriane, se non ricordo male, o no, greco-caniziane, quindi come si dice in friulano un misclic, che però è qua. Toni ha girato mezzo mondo, è diventato corrispondente, reporter, diciamo, di guerra quasi per caso. Lo ha detto molto bene, abbiamo affrontato con i miei allievi dell'Istituto Stringer di Udine, hai raccontato ai nostri ragazzi un bel percorso, ti hanno ascoltato, di solito fanno confusione. Quando lui parlava, tutti in silenzio. Ed è piaciuto, perché dopo non ci siamo più visti né sentiti dopo quel momento. E ai ragazzi è piaciuta quello che tu hai raccontato, che tu sei arrivato al giornalismo a fare corrispondente dai fronti
di guerre civili, guerre tribali, guerre come i Balcani dove c'era di tutto e di più, ed è piaciuto il fatto che tu ti sei ritrovato quasi per caso ad essere un corrispondente di guerra, chiamiamolo così. Vogliamo iniziare con questa... Guarda, quando si arrivi alla mia età cerchi sempre di trovare un senso all'esistenza, no? Nonostante sia inevitabilmente riletta posteriori, tutto molto veloce. Io sono sempre detto che forse era un destino che il fatto di essere nato in quest'angolo orientale d'Italia, di aver respirato sin da bambino i racconti di guerra, per quanto attutiti dai nostri genitori, perché non volevano, pensavano che non ci sarebbe servito, che eravamo una generazione destinata a crescere e invecchiare senza... Non se ne parlava molto, no? Ci di raccontavi, erano piuttosto, no? È un po' come adesso non si vede più un telegiornale, allora di cena in famiglia, ma una volta quando parlavi per distrarre i bambini dalle immagini più violente o cambiare il canale, ma era il tentativo di fornisci uno schema protettivo. Però sai, eravamo al confine tra il mondo delle democrazie occidentali e il mondo del socialismo reale. Io ricordo di aver fatto una gita alle scuole medie alla grotta di costumi. E appena passavi c'era un altro odore, persino la benzina. Molte cose che si parlano di guerra. Adesso è difficile immaginarlo, ma i film della mia infanzia erano molto spesso film di guerra, quindi non sopportavamo, erano i film in cui si interrompevano le risse tra i marinai per iniziare un balletto. Ma insomma i Marines erano sempre, era il cinema dei vincitori, no? Veniva da oro. Marines era sempre belli, buoni, non morivano mai, se gente ci deve dentro, la bocca ferito, ce la farai. Tu lo scrivi nel tuo libro, appunto, cos'è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi e ai grandi, no? Con delle belle tavole pittoriche tra l'altro di Armando e Miron Polacco. Tu lo dici all'inizio, eravate abituati a vedere nei cinema i film con gli stereotipi che cattivi erano gli indiani, i giapponesi, i tedeschi, no? Certo, non li hanno combinati Clint Eastwood per mostrarci che anche i giapponesi avevano con loro. Per noi erano i nostri giochi, quelli che eravamo, le sporchi musicali. Beh, anche nei fumetti, io ero un lettore accanito, qualcuno se lo ricorderà, Guerra d'eroi, sai, fumetti, e noi leggevamo dopo, sì, beh, siamo un po' più giovani di te. E beh, anche noi comunque abbiamo vissuto quegli stereotipi, i cattivi hanno sempre il pelle rossa, gli Apache, poi abbiamo scoperto lo sterminio, man mano che studiavamo, quello che è stato fatto a quelli che erano i padroni delle loro terre, no? Io ho avuto il vantaggio di seguire molte guerre dimenticate. Guerre dimenticate non destavano nessun interesse, poco interesse tra il pubblico, poco interesse in redazione, un sacco di volte telefonate, ho una storia, sì, mettiamo nel telegiornale di mezzanotte, l'edizione del mattino, quindi poco interesse anche nel pubblico. E non erano occasioni di confronto o scontro nella politica italiana. Questa marginalità è stato un terreno di grande libertà per un'intera generazione di rapporti, che ha potuto dire quello che pensava, e tanto ti occupi di conflitti tra quattro straccioni. Gli stessi della guerra dell'ex Jugoslavia, così è stato raccontato. Gli italiani non facevano tifo né per l'uno né per l'altro, chi era a sinistra e chi era a destra, nomi incomprensibili, cause incomprensibili. Le cose cambiano quando
Palermo fa parte del partito, non siamo più un paese semplicemente spettatore. In Iraq c'è una missione che di pace l'Italia viene dopo che il conflitto è finito, e lì comincia a essere un ponte per Baghdad, le manifestazioni per la pace. Da allora in poi, compresa l'atto finale della guerra in Jugoslavia, che sono i bombardamenti su quel che resta della Jugoslavia, magari che partono più vicino l'Adriano, viene raccontato con gli atteggiamenti di chi è parte in causa della partita, parte del conflitto. Oggi questo è ancora più evidente, no? Nessuno vi racconta la guerra ucraina, Russia, Ucraina, l'invasione Russia dai due lati. Oggi È molto difficile poter raccontarvi, arrancarvi sui social. Credo che il blackout di internet in Iran sia il più lungo della storia della comunicazione virtuale. Per sapere qualcosa non c'è un giornalismo. In Medio Oriente non c'era un giornalismo terzo, diciamo, Gaza, i giornalisti che erano a Gaza hanno pagato un prezzo pesantissimo, era sostanzialmente un giornalismo militante palestinese. Quello che non c'è più è il giornalismo che sia, la mia visione, sai, super partes può sembrare arrogante, però che scelga come propria parte solamente la democrazia, i diritti dei disarmati, dei civili, delle donne, dei bambini, e non le ragioni del governo, dei governi da una parte o dall'altra. Questo è un giornalismo che oggi, se devo dirtela tutta, come pare di vivere, c'è una sola guerra tradizionale che ho raccontato, che è stata quella nell'82, l'Argentina dei generali e la Gran Bretagna della Thatcher, la Lega di Ferro. con Ho raccontato senza sentire anche un colpo, perché le Falkland sono parecchio lontane dalla costa, però è raccontando gli umori di una capitale, non potevamo capire la grande, una capitale che aspettava l'arrivo della flotta inglese e che era, mi ricordo, tra l'altro, per un friulano, Buenos Aires è una città dove è facile incontrare figli di friulani che entrare in chiacchierate da compaesani. È una città imbambolata dalla propaganda e costava, ricordo, una figlia di uno scultore di Guria e cercavo prudentemente di dire guardate per finire male, no, ma perché i giornali, poi c'è la censura naturalmente e il controllo anche sui giornalisti stranieri che sapevano che riviste volevano, ma era la guerra raccontata con gli strumenti della propaganda, lì molto rosa, molto come propaganda dei generali, insomma, che governano un paese. Oggi però, ecco Tony, oggi raccontare i quadri geopolitici ormai a quali noi eravamo abituati fino all'89, 91, 92 sono cambiati. Il quadro geopolitico attuale è altamente incasinato. È più difficile oggi raccontare. La geopolitica ormai tutti ne sanno un po', no? Tutti parlano come i titoli cavalieri, non si nega a nessuno. In realtà è abbastanza semplice. Stamattina la sua giornalista mi ha intervistato sul quadro, insomma la stazione è abbastanza semplice. È chiaro che se noi ci abbeveriamo senza senso critico alla stampa, alla televisione, oggi abbiamo una visione da questo lato della vita. In più, abbastanza, voglio dire, la cosa a me pare abbastanza evidente sul conflitto in corso, non so
discorso, ogni persona amante della pace e di buon senso, questo è abbastanza evidente che governa le posizioni delle imprese, che operano. Deve sperare che questo conflitto finisca presto, perché oggi purtroppo a toccare, avviarsi verso la soglia finisca presto e che non si concluda nel modo peggiore, con una situazione di disequilibrio che lascia immediato, se non peggiorare. Noi siamo però lì a dire Trump ha fatto sì, certo, però questa è la situazione oggi. Se ne uscissimo con un'ira uguale a quella del giorno prima, che è più governato dall'ala dura, con la possibilità di prendere alla gola lo stretto di Hormuz, per noi è un disastro. L'Europa mi sembra molto posizionata da una campagna elettorale di fatto internazionale. Voi sapete che Trump va alle elezioni in Inghilterra in autunno e molti sperano che Trump si impantanni. Ora, sulla stampa riesce difficile trovare delle cose in cui dice non me ne frega niente se Trump non mi è simpatico, non è la mia tazza di tè, ma mi conviene che vinca presto il bene o il male non importa, o che si impantanni. Credo che la risposta, la domanda è retorica, no? Non ci conviene che... E così come ci conviene, guardare con un certo disincanto al fatto che oggi di fatto si sta finendo un mondo in cui siamo nati cresciuti, quello dell'equilibrio tra i blocchi e il disequilibrio che ne è seguito, dal crollo del mondo per le riforme, giustamente festeggiato, ma poi il mondo è entrato in una fase di giorni. Abbiamo vissuto quei giorni senza saper guardare più lontano. Ora adesso se cerchiamo di provare a guardare più lontano, dovremmo di fatto capire che è in corso una nuova Yalta. Non è fatta esattamente come la Yalta famosa, un paese vincitori che si riuniscono, si partecipano al mondo, la si fa con una guerra mondiale in corso, aveva ragione Papa Francesco, tappe, e con tregue che... Dobbiamo sperare che questa tregua duri, a parte non credo che durerà, già ieri sono stati avvisati. La cosa importante è che se ne esca con una pace, con equilibrio vero, altrimenti rischiamo di vedere moltiplicati i focolai di gioco. E già oggi negoziati passano la possibilità, e passano anche la parte per Pechino. Raggi è andato a Pechino. La posizione di Pechino è decisiva perché se loro continuano a... è ovvio che l'Iran farà parte del loro settore, no? Ma in questo momento dalle dichiarazioni cinesi, insomma, loro considerano il disturbo ai traffici del petrolio, che non è una situazione importante per loro, il risultato dell'improntitudine di Trump, ma anche della durezza della leadership iraniana, che è oggi molto più dura di quanto non fosse prima della guerra. Dice avete combinato un disastro, però in questo momento hanno una posizione di calmieramento sulle cose che noi siamo abituati a un mondo in cui erano Stati Uniti e Mosca d'accordo, che erano quelli che calmieravano il mondo o combattevano guerre. Cioè dobbiamo cercare di leggere l'altra cosa che mi pare evidente, guarda, una domanda, cosa dovrebbe fare la Meloni? Il nostro Presidente del Consiglio. Sono un elettore della Meloni e insomma non ha bisogno Ti faccio una consigli, però dico, dovrebbe fare quello che ha sempre fatto gli italiani. Se Trump ce la fa a vincere, far dimenticare che non siamo saliti sul carro del vincitore nel momento in cui il vincitore era in difficoltà. Se Trump perde, essere in grado di negoziare
delle posizioni non così dure con la nuova leadership iraniana, Francia o Spagna, perché se mai no? Questo dobbiamo fare. Ed è la storia dell'Italia però tutto dopoguerra, eravamo fedeli alleati di parte della Nato, non facevamo auto nell'Unione Sovietica, eravamo amici israeliani e palestinesi. La cosa che è evidente che non ha bisogno di analisi è che l'Europa non conta niente. Qualunque cosa fatta a Meloni non cambia nella lingua. Poi ti faccio una domanda proprio su questo punto. Qualche giorno fa Trump aveva minacciato, o comunque millantato, dichiarato, addirittura di portare via almeno 5.000 uomini e soldati degli Stati Uniti via dalle basi italiane. Io sono cresciuto, come sai, a Mesagna, in provincia di Brescia. Gioia Colle, in provincia di Brescia. Ecco. A fianco a me, a 8 km, c'era la base USAF di San Vito dei Normanni, base missilistica, tanto che poi è stata chiusa dopo la caduta del muro di Berlino e i missili di San Vito dei Normanni sono stati portati qua da Liano, per la mia felicità. Ho detto, porca miseria, ho lasciato il mio Salento per venire in Friuli e mi hanno seguito i missili, no? Ecco, però al di là della battuta è una constatazione vera, ma forse dopo tutti questi decenni forse non sarebbe anche bene che ci lasciassero c'è questa situazione di Trump che smette di essere padre adottivo, no? Insomma, risponde anche però evidentemente a delle spinte isolazionistiche che ci sono negli Stati Uniti. Risponde a un'esasperazione del ruolo degli Stati Uniti come governatore del mondo, che è sempre stata la caratteristica dei governi democratici, che contrabbalzo questo tema. E ci ha messo davanti lo specchio, no? La difesa europea è una chimera, no? Anche il piano di armamento è praticamente a pioggia, in modo che ognuno compra dove vuole, come vuole, spende i suoi soldi e di fronte alla situazione ucraina sappiamo tutti che continueremo a mandare dei soldi, che costruiremo probabilmente delle basi in Romania e rafforzeremo quelle nei paesi baltici perché non si ripete come ma non manderemo mai un solo uomo in veste ufficiale, no? Sono sempre qualcuno in borghese, insomma. L'Europa ha dimostrato tutta la sua... Nel momento in cui noi giustamente, quello secondo me, io sono sempre stato critico del governo, forse quello d'Italia prima, nel momento in cui noi facciamo delle scelte di campo, voi per fedeltà al trend europeo, voi per fedeltà alla Nato, e abdichiamo a quello che è sempre stato il ruolo dell'Italia, che è stato un ruolo influente dal punto di vista della diplomazia, dal punto di vista militare importante, ma soprattutto faccio un gesto verso questo ex giovane marinaio in missioni di soccorso, in missioni umanitarie, in missioni di pace, no? Questo non perché i nostri non siano in grado di combattere, ma perché la vocazione dell'Italia per la sua storia, per la sua collocazione è la vocazione di un paese che dà il meglio di sé nella diplomazia. Questa era l'Italia della Prima Repubblica. Non è più così, questa Europa nel momento in cui la diplomazia muore è immutante, no? Perché non ha la forza militare, non ha neanche l'abitudine. Noi siamo bravi a fare l'Ucraina perché gli ucraini muoiono per noi. Posso dirti che forse scusa se ti interrompo, forse non ha neanche il corpo diplomatico. L'Europa, o meglio gli Stati europei, non hanno più diplomatici di un tempo. No, c'è diplomazia, però anche la diplomazia ha bisogno di una linea politica. Che cosa pensa l'Europa della Libia? Niente, non sappiamo. Qual è la posizione sul Medio Oriente? Delle condanne morali, ma insomma poi ci fermiamo lì. Qual è la posizione sull'Ucraina? L'Europa ha scelto l'opzione militare, quello che si parlava
di vittoria fatto in tempi brevi, i giornali sapevano che la Russia era piegata alle sanzioni, senza proiettili, che il ribelle cosa sta marciando sul mondo. E nel momento in cui tu abbandoni, non hai linea politica, no? L'Europa ha avuto 3 anni e mezzo di tempo per presentare una soluzione diplomatica. L'ha fatto? No, il primo è stato Trump. Poteva non piacersi, poteva essere un negoziato su basi avvilenti rispetto al numero di morti. Però questo è. Si può dire che navighiamo a vista ancora? L'Europa naviga cieca, secondo me. Ah, la cieca addirittura. Cioè, tutto questo però, a mio avviso, poi confina con grandi trasformazioni epocali che non sono solo sulla. Io sono voglia andare d'accordo con quello di personalmente. Ho voluto parlare di più di giornalismo come letteratura di guerra, come letteratura. Questo vuole, ma con grandi processi di cambiamento demografico, no? L'Europa sta diventando un continente vecchio, l'Italia non è da meno, molto europea questo. La stessa tecnologia, insomma, noi ritorneremo indietro alle manifatture precedenti, quelle che hanno assegnato l'Italia ai primi posti nelle laboratorie mondiali, no? Non si ritorna a quel modo lì. E oggi le trasformazioni, stessa idea di lavoro, no? Siamo attaccati ai principi, l'Europa è attaccata ai principi, l'Italia si attacca ai principi, se i principi illuminano il cammino. La Costituzione italiana è fondata l'Italia del lavoro, sino a quale lavoro? Le devi praticare i principi, altrimenti restano dei principi. Nel Repubblica fa il lavoro con i giovani che se ne vanno all'estero. L'Europa parla dei diritti, a volte, come direbbero gli indiani, di cui parlavano male, con lingua di forcuta, perché il Donbass, che rifiuta dal 2014 il controllo della Russia, non può essere autonomo, invece il Kosovo invece sì, perché l'Europa è tutto sommato tiepida sulle stragi di Gaza, mentre è severissima a giudicare altri vittime di altri danni collaterali. Altre ne abbiamo fatte noi, in Libia. Rischiamo di essere un continente di vecchi professori, tutto rispetto ai professori che predicano è stata ma senza l'energia poi però tu in questo libro però appunto intitolato Cos'è la guerra, è uno dei tuoi capitoli iniziali proprio intitolato Cos'è la guerra, cos'è una guerra, lo hai scritto in queste 280 pagine, però c'è sempre un messaggio positivo che tu guardi con ottimismo nei confronti delle nuove generazioni, sia dall'uomo di vita vissuta, perché da giovane hai iniziato ad andare in giro per il mondo. Lo hai scritto soprattutto. No, poi visto la scuola, io tendo a essere un po' più ottimista, perché ovviamente poi magari qui siccome l'intermedio è un po' più alto, ti permetto di essere un po'. Beh, c'è qualche giovane. Sì, sbagliato del conto. Però emerge dal tuo libro e comunque ai ragazzi, dopo hai aggiunto anche ai grandi e agli adulti, no? Questa seconda edizione. Guarda, da quel punto di vista, per quelli della mia età, bisogna continuare a essere curiosi perché il mondo sta cambiando, ma non sappiamo cosa. Certo, devi avere l'energia, l'abilità mentale di liberato delle categorie. Anche delle ideologie? Ah sì. Ce le liberiamo finalmente. Di destra o di sinistra. Che senso ha oggi, no? Tanto è facile dire più di destra, ma poi insomma, quello che noi abbiamo, siamo
diciamo come i nostri genitori che giudicavano i capelli lunghi, no, oggi si frega, non porta i capelli lunghi e abbiamo una griglia di lettura della realtà che è quella del Novecento, no? Le cose sono molto... Noi tre siamo perfetti, no? Qua vedo. C'è anche qualcuno credo che io ricordo che negli ultimi anni di vita mia madre spinse perché lei scrivesse un diario della sua vita prima che arrivassimo ai figli, e mi ha sempre colpito una sua cronaca del 39, no? Che diceva il mio sogno è aprire un salone di parrucchiera, gestire il salone di parrucchiera sulle nasi, quanti c'è quel tempo. Poi è venuta la guerra, nella sua vita per il matrimonio e ha fatto la vita di tante donne di quella generazione. No? Il 39 non è che c'erano tutti i segnali a leggere di oggi, il mondo poi segnava la catastrofe, no? Però non venivano percepiti. Ora, oggi io non credo che stiamo avviando una catastrofe, credo che stiamo avviandosi a un nuovo ordine che per noi riesce difficile a concepire. Siamo stati abituati sotto la comoda ala protettrice dell'America, Trump si ritira e condanna anche se stesso, no? Che poi sono vari, sono pazzeschi, ma vedetela da soli, e l'Europa nel momento in cui deve diventare grande si accorge di non avere né i soldi né la statura militare, innanzitutto poi politica, perché se tu hai l'esercito con noi che verrà anche una politica devi c'è la forza di per sé. È finito del tempo dei principi, no? Se mai sono esistiti. Oggi Trump ci ha rivelato, prima Putin, Trump poi ci ha rivelato che il mondo è governato dalla forza, e anche la forza incontra i suoi inciampi non nei diritti, non nelle convenzioni che esistevano, ma nel Novecento ci siamo sforzati di dare ordine alle guerre, no? Quella che stiamo vedendo parla di non è stata una guerra perché nessun ambasciatore ha consegnato una dichiarazione di guerra, non c'è una data, la data quando i nostri pronipoti leggeranno sta nel primo giorno di bombardamento, non c'è una dichiarazione di guerra, difficilmente ci sarà una dichiarazione di fine guerra, non c'è più 15-18 date precise, insomma, sono la gioia degli storici e la condanna degli allievi. All'epoca sua avevamo Massimiliano I d'Asburgo che con le sue truppe imperiali voleva andare diritto a Roma. Qua ci siamo andati a incanalare nel Golfo di Hormuz, ma non sappiamo quando ne usciremo. Sì, però il grande vantaggio di quel mondo era meno, era più autoctono, più realtarico, meno, insomma, la storia come ce la raccontiamo noi. Buona parte era così, gran parte di storia della vecchia Europa che andava cambiandosi. Oggi uno scambio un attacco di droni sullo stretto di Hormuz lo paghi nella bolletta che ti arriva a casa, non è più solo un'occasione di preoccupazione, diciamo, umanitaria. Questo è. Volevo solo dire riguardo della relazione che anche noi abbiamo avuto i nostri, diciamo, le porte di guerra scrittori, no? In particolare una figura che a me care è Egisto Corradi, che fece da alpino una ritirata di Russia. Io avevo letto quello che tutti hanno letto, sono 100.000 gavette di ghiaccio, un libro molto emozionante. Egisto Corradi lo racconta, l'ho letto in modo molto più freddo, io non ho partecipato, ma usando molto i comunicati, lo racconta quasi da storico, che però si fa la ritirata. Il Sottorani, questo è un grande giornalista del Corriere della Sera, io non ho avuto tempo, nessuno ha avuto l'idea di andare a ripescare, credo che lui fosse inviato in Friuli 50 anni fa per il terremoto, è interessante andare a vedere
come raccontò. Noi siamo un po' semplici, cioè questa gente ricorda se stesso. Abbiamo avuto un giornalista, scrittore, e poi tutti si sono un po' esercitati con alterne fortune. Ricordo Roberto De Mo, grande giornalista del Corriere della Sera, Manuccio, l'amico del giornale. Mimo Candido della Stampa, cioè ci sono molti libri e per una stagione mi sembra abbastanza finita così. Tendiamo ad andare sul podcast, sull'immagine, sul racconto. È un panorama molto più muscolare, insomma, non tenete presente che l'arrivo del telefonino fa sì che chiunque la fotografia, se noi pensiamo ai fotografi di guerra dobbiamo pensare a Capa sempre, no? Siamo al secondo conflitto mondiale, ci sono altri che hanno raccontato, però la fotografia è finita, insomma, non ci sono più grandi settimanali, fotografie, sì, stesso chi ha raccontato il Medio Oriente per fotografie in questo periodo, non saprei fare dei nomi anche se sicuramente persone, ed è un po' avviene quello che avviene alla carta stampata, no? Se la guerra raccontata come una nobiltà letteraria insomma, lo sforzo di passare a allungare. Oggi io non so se io ho letto per i tuoi ragazzi che sono stati bravi ma anche merito degli insegnanti. Credo che i vostri figli non avranno, quando sono lontanissimi non ci sente più, non avranno una sorpresa di trovare nei cassetti neanche una lettera d'amore. E voi non ricevete nessuna lettera d'amore, noi siamo ancora in tempo a averle ricevute scritte. Non ci sarà del cartaceo. Questo sì. Guarda, qui diranno se avranno il nonno che scriveva la nonna Titi. Quindi da questo punto di vista diciamo l'onda lunga della nazione dei convinti io la considero abbastanza esaurita. Tu prima hai ricordato che inviato Corradi per il terremoto in Friuli. Qui proprio è uscito quest'ultimo il tuo nuovo libro, Una piccola guerra. Quello scritto a posteriori. Certo, sì, no, certo. Come mai gli hai dato quel titolo, Una piccola guerra? Pochi che mi conoscono come il reporter che ha raccontato tante guerre. Un libro sul terremoto. Perché la mia generazione ha avuto i miei genitori, gli adulti in generale, che dividevano il loro passato prima della guerra e dopo la guerra. La guerra che è uno spartiacque nella vita di un'intera generazione, di più generazioni. Per la mia generazione, ovviamente, in modo molto più marcato, man mano che ci si avvicina al centro, è prima del terremoto e dopo. A volte viene cristallizzato anche in modo eccessivo, come l'ha raccontato prima, una specie di oasi felice, città dell'oro. Però prima del terremoto e dopo il terremoto lo spartiacque per gli stessi. Io sono il 48, mi considero figlio della guerra e i segni della guerra c'erano tutti, negli quali sono vissuto della schema di guerra, non si parla neanche quello che si dice. Ho parlato in questo periodo stesso dei 55 anni, dei 60 anni e con i 45 anni che sono di fatto figli del terremoto, anche se sono tutti donne, sono cresciuti mezzo complicati, in mezzo ai cantieri, le ruspe,
in Friuli che è cambiata velocemente, ha segnato tutta una generazione. Già il fatto, questi giorni sentire dei testimonianze che dice io sono nata dopo, già quando è esattamente come dico, io sono nato nel dopoguerra e l'aria è ancora intrisa perché qualcuno l'ambientale prima, mi ricordo bene i soldati americani che stavano a Campoforte, che a Venezia, arrivavano, mi ricordo l'Egitto, Boris, qui oltretutto la guerra è complice, guerra tra virgolette, complice, la stazione di Trieste è durata un po' più a lungo, non l'agenzia. Genere vedo che i ricordi della mia generazione qui sono simili ai ricordi di persone molto più vecchie in altre parti d'Italia. Io ti ringrazio. Sono io che ringrazio per aver detto. Grazie Gregorio, grazie Tony. L'avevo già sentita, ma poco, ma E ci fa piacere di averla fatta conoscere. Il ricordo, no, mi ha anche affascinato quel che molto efficace nella raccontare. Ti abbiamo regalato l'adattamento in italiano, così poi magari un'altra volta avremo modo di confrontarci. Se qualcuno vuole porre una domanda ai nostri amici, prego, dottor Porcella. Io circa qualcosa di più di 20 anni fa ho consegnato alla brigata mia la storia del Ronco. Lei sa che è intitolata da Ronco. Da Ronco che era morto nel 1509. A seguito a uno scontro con era ufficiale di cavalleria, di una cavalleria un particolare, perché dipendeva dal Parlamento e tutti. Volevo chiedere questo, se per caso da Porto ha scritto qualcosa sullo scontro di Remanzacco e anche se ha ricordato qualcosa di Artico da Porto che più volte aveva dato una buona legnata iniziale ai tedeschi. Agli imperiali. Agli imperiali, Su chi ha chiuso porta? Su chi ha chiuso porta? Artico da Porto. Artico si chiama, da Ronco. Artico da Ronco. No. Ok, non l'ho mai incontrato. Ce lo segniamo, ce lo segniamo. Perché è un lavoro che ho fatto più di 20 anni fa, quindi loro hanno anche la fotografia dell'ufficiale di cavalleria a cui mi trovato la presenza. Mi sono basato molto sulla biblioteca di Rivera, la biblioteca Marciana di Venezia, è stato diverso tempo. Questo è il secondo punto che volevo chiedere un po' a voi. I massimi teorici della guerra almeno sono stati considerati Raimondo da Montecuccoli e Clausewitz. E in base a loro tutte quelle teorie di guerra sono state sviluppate dopo. Voi pensate che ci sia un qualcuno che possa prendere il loro posto? Attualmente? Le guerre sono cambiate molto, voglio solo fare notare, non sono in grado di rispondere, ma che è intitolato a Montecuccoli, il pattugliatore d'altura italiano che 3 anni fa è andato nello stretto, prima un'area militare, nello stretto fra Taiwan e la Cina, che non è una via d'acqua qualunque, cioè percorrerla è un segno. Questo è molto in mente quando ho detto quello stretto. Io aggiungo ancora qualcosa, ed è esattamente sapete che diciamo così, gli iraniani stanno usando attualmente dei bambini molto veloci, quello non è altro che l'inizione moderna del Mars. E da onde le vede Mi permetto di dirti, Carlo, quando prima si parlava Trump, l'esercito statunitense, ti dico che sai qual è stato l'errore dello Stato Maggiore dell'esercito statunitense? Che avevano pensato a tutto tranne a una risposta, come prima è stato detto en passant, perché non è proprio questi aspetti, ma la risposta multilaterale, come si dice, degli iraniani che hanno iniziato a sparare, oggi si dice a random,
che non si aspettavano una risposta del genere. E te lo dico. Non è solo quello, cioè, la cosa buffa è che Trump ha probabilmente fatto lo stesso errore di Putin, pensare che vincere ubriacato dal Venezuela. Dice anche ignoranza, però infatti questo volevo dire. Però l'Iran è un caso per cui oggi un nuovo teorico della guerra dovrebbe studiare un mondo di vista. È il primo caso che io ricordo di uno Stato sovrano, che quindi ha la struttura di uno Stato sovrano, la sua aviazione, la sua marina, la sua istituzione rappresentative, e di protagonista di guerre asimmetriche, perché i Baldarani che hanno loro volta aviazione, marina e comandano con la divisione Al-Quds e hanno gli Hezbollah, gli Houthi e le cellule d'Oriente, sono esattamente qualsiasi gruppo terrorista. L'Iran riassume entrambe le cose. Questo è singolare nella storia della guerra. Non è mai avvenuto perché in Afghanistan avevi i talebani, avevi la guerra civile. Quindi sostanzialmente c'è anche un altro discorso, che le guerre nascono sempre con motivi economici, Quasi sempre. E poi io credo che il lavoro di corrispondente in zona di guerra è veramente molto difficile, con un semplice fatto. Prima, se sta dentro dove si svolge la guerra, deve stare attento a quello che scrive, perché qualcuno interessato può sapere a la bruciatina. Quindi è un lavoro. E poi il discorso, una volta liberato, è arrivato in un posto di pace, per scrivere ha bisogno di ricordare tutto perfetto e tenere presente anche una cosa, quello che scrive sul giornale, quanto deve essere conforme ai progetti dell'editore. Tutto buono. Grazie. Qualche altra domanda? Sono soddisfatti. Allora, che Trump, no? Quello che dice, ma dopo l'Italia, non è che la Russia ha bisogno lui dell'Italia, non l'Italia, perché è una porta aerea naturale per lui, è la nazione che ha più bisogno proprio. Ci ha mandato Rubio e per sistemare un po' le cose, no? Però deve stare attento di non offendere l'Italia e di dire che noi li abbiamo mai aiutati, mentre nelle guerre che non ci interessavano li abbiamo sempre aiutati. Quindi, infatti, dottor Capozzo prima ha toccato, caro Claudio, ai toni, ha toccato un aspetto molto importante, quello della diplomazia. Nella Prima Repubblica l'Italia è stata artefice di quella politica nel Mediterraneo e nel Medio Oriente attraverso la diplomazia, le pubbliche relazioni, gli accordi commerciali. Abbiamo avuto anche, tu lo sai, dopo Piano Mattei, il primo originario, eccetera. La nostra propensione è quella, ma del resto anche con la Repubblica di Venezia, ma anche con il Patriarcato di Aquileia. Noi ci dimentichiamo, ma col Patriarcato di Aquileia noi avevamo il dominio territoriale, amministrativo e militare da Cortina d'Ampezzo all'attuale Lubiana, con il Patriarcato di Aquileia, ragazzi. Quindi la nostra propensione naturale dal Friuli al Salento è il bacino mediterraneo, del tempo dei Romani, che preferivano non fare la guerra, farsi pagare i famosi dazi ed evitavano la guerra. Certo, se c'era da fare la facevano, e come i Romani, e te la facevano anche pagare, ma se potevano non fare la guerra attraverso i dazi erano i più felici. Quindi il nostro bacino è quello mediterraneo, senza se e senza no. No, siamo qua, dialoghiamo. Dottore, bisogna abolire il diritto di veto. Noi non gliela abolire. Il diritto veto all'interno dell'ONU. Sì, da abolire. La Russia l'ha violata, l'America l'ha violata, che sa l'India e come si chiama? L'Indonesia, oppure il Brasile.
che nella... Scusate, se prendo la parola, poi passo la parola a Tony o anche a te, Gregorio. L'ONU ha fatto fino alla guerra dei Balcani. Con la guerra dei Balcani l'ONU ha fatto de profundis. Lasciate la parola. L'ONU non è più in grado di gestire. Il Tribunale Penale che non fa un processo, l'AIA, da 3 anni, e non condanna. Però sono enti, non confondiamo il Tribunale dell'AIA. Quello lì non conosce il Tribunale, che così, che si deve la minacciare il Tribunale internazionale, quello l'hanno. Sì, però il Tribunale dell'AIA è un tribunale che in questo momento dal punto di vista giuridico amministrativo è separato dall'ONU e non è riconosciuto. No, sono 70 stati. Sì. Non firmo quel trattato, non può Appunto, ma Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica, Caranci, non riconoscono il Tribunale internazionale dell'AIA. Sono sì, ma se non firmi il Tribunale dell'AIA non puoi farti loro. Scusa, quelle universali. Cina, Israele, la Russia, l'America, l'Europa mettersi a giudice del mondo, nonostante quei giudici possono essere. Dottore, quella è la causa dei diritti di pena. Poi, 195 stati, poi chi vince, comando di Barcellona. allora, Caranci ti do una cui comanda la forza. Però è così, dottore, è così. mi permetto diritti, ma è un voto, te lo dico perché parlo con dei generali di corpo d'armata, non con i generali promossi una settimana prima. Te lo dico, si sta lavorando a livello di diplomazie per arrivare a togliere effettivamente sia nella nostra Unione Europea sia nell'ambito dell'ONU a questo maledetto diritto di veto, ma ce ne passerà ancora di acqua, capito? Si riuniscono, 195 stati, si riuniscono, votano e si cambiano. Sì, ma te lo Sì, ma La Russia l'ha violato, l'America l'ha violato. era il sogno, Caranci, ti ho dato la risposta. che fossero le Nazioni Unite a prevedere i conflitti che non fregato con i Balcani, prima ancora in Somalia. Ecco. La Somalia è stato l'ultimo posto in cui gli americani hanno posto le loro truppe sotto il comando di un generale delle Nazioni Unite. E da allora mai più. E sono diventate una scelta del contendere, insomma, poco di più. E laddove contano, guardi, è stato curioso agli inizi del conflitto, c'è stato un voto del Consiglio di sicurezza. A me servette la due nostre. No, il voto del Consiglio di sicurezza non sul veto, sugli attacchi iraniani contro i paesi degli Emirati Arabi. Ora, a rigor di logica, insomma, l'Iran è attaccato, risponde, sarà pure il suo diritto. È una strategia. Russia e Cina, tutti gli altri hanno condannato, no, nonostante. Hanno messo il veto. No, sono fatti. Non era una risoluzione, era un voto, perché non c'era nessun veto. Cina e Russia si sono astenuti, cioè non hanno votato contro. E il riconoscimento di che cosa? Di un tentativo di spartirsi le aree di influenza, di interloquire. Sono una delle aree del confronto. L'illusione che possa essere nazionale, oggi le Nazioni Unite sono quelle che erano società delle nazioni prima del secondo conflitto mondiale. Un posto che, oltretutto, lei immagina bene che è un'assemblea un po' strana, no? Sono delle organizzazioni dei diritti umani, le commissioni sono state presiedute dai iraniani, l'UNESCO è stata in mano a gente che con le russe spazzava tutto. Cioè è diventato un'enfatia con un meccanismo che ci piacerebbe fosse la sede del governo del mondo, non è mai stato, mai lo sarà, se uno guarda Israele possono essere imputate molte cose, ma
è abbastanza curioso che si siano nell'arco di 3 anni stati 1500 di segnalazioni sul caso israeliano e 3 o 4 sull'Iran. C'è una sproporzione, c'è una grande presenza di paesi islamici che fanno blocco, insomma un voto, un paese, un voto si rivela di fatto. Il voto del veto che cos'è? È il riconoscimento che quella è un'assemblea in cui serve come, non lo so se qui abbiamo persone che hanno più esperienza amministrativa, ma il comune di Passiano di Prato contasse quanto quello di Udine, ognuno valesse un voto nel decidere. Non è così, sono paesi più importanti, più forti, e il voto, il diritto di veto è il riconoscimento realistico di questo. Che poi contribuisca a essere un freno alle Nazioni Unite è ovvio, ma un freno a nulla, perché lei ricorderà, io ero bambino, ma tra le prime notizie che mi colpirono fu l'eccidio di Kindu, di aviatori italiani che erano a se uno, io ho visto di persona la vicenda della Somalia gestita dalle Nazioni Unite, si chiamava Restore Hope, la missione restituire la speranza. Non guarda cos'è la Somalia adesso, capisce bene. Ci sono inanellati troppi fallimenti. A me vi racconto un episodio. Una volta ero in Libano ed ero andato a filmare dall'altro le Sheba Parks, che sono una zona oggi in mano a Israele, ma lì c'è un contenzioso con il Libano, a Sedice, è una valletta, però uno dei tanti classici punti di attrito. Di ritorno la mia guida libanese dice: ti porto a vedere una cosa interessante. E siamo arrivati sul crinale di una montagna dove c'erano dei caschi blu ghanesi, credo fossero comunque neri, africani neri, che mi accompagnano, si svegliano a torpore e mi accompagnano. C'è una rete di confine tra Israele e il Libano, una zona dove non c'è Hezbollah, abbastanza spopolata perché non c'erano altre ragioni di conflitto. E a un certo punto la rete si interrompe, si allarga, c'è una specie, immaginate, una fermata dell'autobus, e al centro c'è un sepolcro, però antico, e la rete corre a metà del sepolcro, sostituita sopra il sepolcro da una cosa di plexigas. E allora chiedo, la mia guida, che si vede questo qui, era uno che è ritenuto un imam, dai musulmani, e è ritenuto un marabuto dei musulmani e una figura religiosa importante per gli ebraici, ognuno dei due gli ebrei se lo attribuisce alla propria storia, ed è sulla linea dei confini. Allora le faccio a due africani, dico: ma com'è qui? Dice: sì, qualche volta sì. Ma perché c'è questa plexigas invece della rete? Perché i pellegrini si sputazzavano. E me l'ha detto esattamente come noi possiamo andare in un conflitto africano e dire: questi sono dei poveri primitivi che si combattono fra di loro. Mi sta parlando di libanesi e israeliani da una parte e dall'altra, due civiltà antichissime, no? E i due neri non ha detto scoprendo la testa da tutti, perché questi si sputavano, eccetera. Quello sono le Nazioni Unite, una specie di notai delle crisi, possono mettere a guardare il plexigas, a più di pigliare. Bene, siamo giunti al termine che alle 19 ci buttano fuori, pertanto i nostri amici hanno i loro libri lì, sono disponibili anche per degli autografi ovviamente e qua in privato. Grazie a voi, grazie.